Buon fine settimana a tutti i nostri telespettatori, il fine settimana che anticipa il Natale, noi l'avevamo detto, andiamo in onda anche questo fine settimana, ma anche il prossimo, quello che anticipa poi la fine del 2025. Oggi altra puntata intensa, ricca, oggi parleremo di finanziarie, perché parleremo della manovra economica, diciamo che in questo momento è al vaglio del governo nazionale, ma parleremo anche della finanziaria, di quello che sta succedendo alla regione, poi parleremo ovviamente anche del totonomine per la presidenza della regione siciliana, avremo SVG, quindi ci svelerà quel sondaggio che è stato pubblicato questa settimana sui giornali. Oggi con noi nell'anteprima della nostra trasmissione del Punto c'è il direttore di Repubblica Palermo, Emanuele Lauria, che torna con noi. Ciao direttore, benvenuto, buon fine settimana. Eccoci, bentrovati, bentrovati. Allora, partiamo proprio da quel sondaggio che ho nominato, hai visto che cosa c'è? Chiaramente quel sondaggio, diciamo per i nostri telespettatori che magari sono meno avvezzi ai meccanismi della politica, sondaggio commissionato, quindi c'è un committente in questo sondaggio che vede, guarda caso, il committente tra i nomi, diciamo, favoriti per il successore, diciamo, secondo i siciliani, di Renato Schifani, che è Ismael Lavardera. Tu l'hai visto quel sondaggio, no Emanuele? Insomma, l'abbiamo commentato tutti. Insomma. Sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo pubblicato. Sì, è vero, è un sondaggio commissionato da Lavardera, però realizzato da SVG, che è un istituto serio, insomma. È chiaro che questo sondaggio, come dire, premia la popolarità di Lavardera, che ovviamente in quanto a impatto mediatico, insomma, gode di buoni numeri. È un sondaggio che secondo me deve fare scattare un campanello d'allarme. È chiaro che non tiene conto di uno dei fattori decisivi delle elezioni regionali, che è l'effetto traino delle liste, però è vero pure che Lavardera ormai, secondo me, ha messo da parte un pacchetto di consensi, specialmente se c'è appunto la sua faccia in gioco, in competizione, insomma, che potrebbe spostare qualche equilibrio. È un cappello d'allarme per chi? Ovviamente per chi sta attualmente guidando la regione, ma è un cappello d'allarme anche per il centro-sinistra che sta cercando un candidato. Adesso vedremo, dicono che tra qualche mese, insomma, dal centro-sinistra dicono che tra qualche mese usciranno il nome, quindi giocheranno questa volta rispetto alle ultime regionali un po' d'anticipo, diciamo, facendo conoscere questo nome. Vedremo chi ci sta. Tra i nomi che si fanno ovviamente sono sempre gli stessi, no? C'è Lavardera, ma c'è anche Antoci, questi sono i più forti in questo momento. No? Manca quello del Partito Democratico. Sì, ma anche quello del Partito Democratico, un Partito Democratico che sappiamo si dibatte da ormai qualche mese, direi qualche anno, diciamo, in una crisi interna e con una spaccatura che ancora non è del tutto sanata. Potrebbe risolversi questo conflitto interno dopo il passaggio di Bonaccini nella maggioranza del partito, ma adesso non abbiamo ancora risultati. Io, diciamo, non escluderei che il candidato alla fine non sia, il candidato alla presidenza della regione non sia un esponente del Partito Democratico, devo dire, a questo punto. Ci può stare, diciamo. Allora, finanziaria regionale, insomma, doveva concludersi oggi, vedremo come finirà questa vicenda, insomma, adesso tutti alle corse, come spesso accade. Però il tema è che dentro questa finanziaria emergono poi, no, tutti i dissapori, i contrasti, non solo tra partiti dell'opposizione e partiti della maggioranza, anzi, direi più che altro tra i partiti della maggioranza. Eh sì, guarda, intanto Luca è la solita storia, insomma, maggioranze variabili che si confrontano in aula sulla base di interessi locali e particolari, manovre che si sfilacciano, l'esigenza di mettere una tagliola e di fare degli stralci più o meno formali e alla fine la classica approvazione di una manovra light per non affondare. Sta succedendo anche quest'anno, c'è qualche provvedimento interessante, insomma, per quanto riguarda le imprese, bilanciato da altri interventi più di natura clientelare o comunque legata ai precari, ma insomma è chiaro che è una manovra che arriva in un momento politico regionale molto particolare, con un governo comunque ancora condizionato dalle inchieste che gravano sul centrodestra e immagino alla vigilia almeno di un rimpasto che Schifani farà, credo, proprio dopo Natale.
Sul piatto, diciamo, almeno questo, diciamo, quello che circola, i nomi degli assessori tecnici. Ci sono stati momenti di frizione, come sempre accade. Mi hanno colpito ovviamente l'alterco tra il presidente dell'Ars Galbagno con l'assessore all'economia Dagnino. Mi ha colpito anche, come dire, l'irruenza con la quale Cateno De Luca si è scagliato contro il vicepresidente della regione Luca Sammartino. Devo dire che Cateno De Luca non è nuovo a queste uscite così fuori dalle regole. In questa fase se l'è presa anche con la stampa, perché dice che viene censurato dalla stampa. Emanuele, tu che ne pensi? Siamo col collega Pipitone, tra l'altro, che poi è uno abbastanza, voglio dire, che sta sempre sulle regole, uno bravo, ecco, noi diciamo uno bravo. Ma guarda, intanto diciamo, solidarietà ovviamente ai colleghi, poi insomma a Giacinto Pivitone in particolare, che insomma conosco da una vita. Ma sai, è curioso, insomma, è curiosa questa politica che prima, come dire, tenta in tutti i modi la disintermediazione, cioè insomma comunque comunica direttamente con i social, dice quello che vuole senza alcun contraddittorio, lavora per fare questo e poi però diciamo si lamenta di censure. Questo è obiettivamente un meccanismo piuttosto curioso che insomma onestamente ecco appunto si presta davvero a un approfondimento. Ora De Luca dice che vuole fare un confronto, non lo so, un duello, ma forse anche questa è una manovra di propaganda. Io i giornalisti in un momento diciamo abbastanza delicato li lascerei stare, li lascerei fare il loro lavoro fondamentale obiettivamente anche di lettura dei fatti che stanno accadendo in questo periodo, perché sennò davvero sembra che, come dire, chiunque nell'arena politica può fare qualsiasi cosa, anche al San di Toni in maniera diciamo preoccupante e non proprio commendevole. Insomma, direi che sarebbe bene che tutti tornassero a fare il loro ruolo con rispetto del ruolo, diciamo, con rispetto di tutti i ruoli e soprattutto di chi fa informazione. Senti Emanuele, ma perché c'è diciamo, questa frizione, questo contrasto oggi accentuato in maniera quasi esasperata contro la stampa? Diciamo, noi la nostra categoria non è stata mai ben vista, diciamo, a seconda, no, diciamo, delle parti politiche. Tu hai vissuto anche come dire, gli ambienti romani per tanto tempo, quindi sei stato a contatto con la politica vera. Dico, ma che cosa sta succedendo nel mondo della stampa? Prima dicono che i giornali non contano niente, sono ormai carta straccia, non li legge più nessuno, poi però hanno tutti paura dei giornali. No, la verità è che i giornali rimangono dei presidi imprescindibili e rimangono anche dei centri di influenza e di informazione che continuano a fare paura ai politici. Parliamoci chiaro. C'è stato un tentativo storico di delegittimare la stampa che nasce, se ricordate, più o meno nel periodo dei 5 Stelle, 5 Stelle che poi hanno fatto tante inversioni, diciamo, a U, e su questo tema sono rientrate, ma è un fenomeno che continua. C'è il tentativo di screditare l'informazione, di nascondersi, di sfuggire dalle domande dei giornalisti, è un tentativo che esiste a tutti i livelli, che esiste, diciamo, per capirci, da Palazzo Chigi a Palazzo d'Orleans, allo stesso identico modo. Ed è uno dei fattori principali, secondo me, di rischio per la democrazia che in questo momento in Italia. Questo credo che sia bene in questo periodo anche storico, con tanti passaggi societari, con tante novità negli assetti dei giornali da sottolineare. E questo è chiaro che chi fa questo mestiere con la schiena dritta poi si accusa tanto di retorica, però è la verità, e noi abbiamo tanti giornalisti che fanno questo mestiere con la schiena dritta, a Palermo come a Roma, come altrove. Diciamo, chi lo fa come dire, va difeso e tutelato in ogni modo, come vanno difese e tutelate appunto tutte le iniziative editoriali. Emanuele, in chiusura volevo chiederti, ma perché c'è questo interesse dei grossi gruppi imprenditoriali verso la stampa? Ci sono spostamenti di capitali verso l'acquisizione appunto di grossi gruppi editoriali, e il tuo gruppo è uno di quelli interessati in questo momento, ma c'è anche Del Vecchio che si sta interessando appunto del gruppo Rifser, Quotidiano Nazionale e La Verità. Anche in Sicilia, insomma, un imprenditore italoamericano ha rilevato uno dei 3 quotidiani, La Sicilia appunto, recentemente. Che vuol dire?
Ma guarda, al di là di strategie poi diciamo imprenditoriali specifiche, nel caso di Gedi c'è un gruppo imprenditoriale Elkann che ha delle strategie evidentemente diverse in questo momento, c'è l'interesse che appunto si è già manifestato in una esclusiva di un grande gruppo imprenditoriale greco che già ha investito in diverse parti d'Europa, adesso tenta lo sbarco nel mercato occidentale. La verità è che sul piano globale, diciamo, l'informazione evidentemente seduce sia per il grado di influenza che ancora adesso riesce ad esprimere nell'ambito evidentemente di un pacchetto di, come dire, di interessi che può essere anche diversificato, quindi non soltanto l'editoria in senso stretto, c'è anche evidentemente una scommessa sullo sviluppo ancora adesso tecnologico e quindi sulla possibilità che il digitale garantisca introiti e garantisca appunto una crescita anche economica per chi investe. Io credo che sia questo essenzialmente il motivo, pur nel quadro, lo sappiamo, di come dire, un panorama informativo che è in grande cambiamento, perché insomma è chiaro che la transizione dalla carta al digitale non è del tutto compiuta, ha delle difficoltà, ha degli ostacoli, però evidentemente io lo prendo come un segnale incoraggiante quello che ci sia ancora chi vuole investire e chi lo fa anche con tanta determinazione, anche mettendoci capitali. Allora Emanuele, intanto grazie per essere stato con noi, come sempre delle riflessioni insomma illuminate, belle, insomma che ci fanno riflettere e che danno poi spazio anche ai commenti nel dibattito che comincerà dopo la sigla. Prima di salutarci ovviamente ti auguro buon Natale a te e a tutti i colleghi di Repubblica che insomma staranno lì, ovviamente non si lavorerà nei giorni di Natale, però insomma prima e dopo siete sempre sul pezzo, quindi grazie e buon Natale a tutti voi. Grazie, auguri anche a voi, grazie. Ciao Emanuele Lauria, direttore della Repubblica di Palermo. Noi adesso ci fermiamo, poi comincerà il dibattito in studio. Tommaso Calderone di Forza Italia, Daphne Musolino di Italia Viva, Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia e poi tanti altri ospiti, SVG che ci farà vedere questo famoso sondaggio di cui tanto si parla. Dopo la sigla. E allora rientriamo in diretta dopo la bella chiacchierata con Emanuele Lauria, il direttore della Repubblica di Palermo. Abbiamo parlato anche di questo futuro dell'editoria, ovviamente, che è uno dei temi, no? È stata votata anche all'Ars, la legge sull'editoria, che ha lasciato insoddisfatti persino i giornalisti, quindi pensate un po' che clima che c'è. Adesso entriamo nel dibattito sulla finanziaria regionale, sulla legge di stabilità nazionale, insomma sulle questioni che riguardano poi strettamente la Sicilia. In questi giorni diciamo, è uscito un sondaggio pubblicato da SVG sui papabili candidati o il gradimento di papabili candidati a presidente della regione, quindi insomma vuol dire che già siamo in un clima, come abbiamo sottolineato più volte all'interno di questo programma, di campagna elettorale per le regionali. Allora io saluto qui in studio l'onorevole Tommaso Calderone, deputato parlamentare di Forza Italia alla Camera. Benvenuto Calderone, ci aveva promesso, dice la prossima volta vengo in studio ed è venuto in studio. Le promesse si mantengono. Il nostro Antonio Condorelli che ha un sorriso già che dice tutto, bolle. Che c'è qualcosa che sta bollendo nella maggioranza, anzi direi esplodendo. Possiamo solo anticipare una delle frasi importanti che sono state dette da un esponente molto importante per iscritto questa notte: c'è un clima d'odio, e poi si parla di spartizione. Ecco, come se non bastasse. La senatrice Daphne Musolino di Italia Viva, buonasera. Benvenuta, bentornata. Grazie. E il senatore Salvo Sallemi, collegato, benvenuto senatore. Buon pomeriggio a tutti. Eccolo là. Ben trovato. Tutto bene senatore? Sembra un poco provato, che succede? Io no, perché mi hai trovato? Stiamo scherzando, rilassiamo un po' il tempo. Saluto Riccardo Benetti, senior researcher di SVG, benvenuto Benetti, bentornato. Buon pomeriggio. Grazie. SVG, no, io lo dico sempre, lo faccio per piaggeria, però dico SVG è il più autorevole, forse tra i più autorevoli istituti demostratori
Demoscopici d'Italia, noi ci pregiamo di averli ogni volta che li chiamiamo, sono sempre disponibili. Oggi per raccontarci questo sondaggio partiamo da questo e poi Esatto. insomma andiamo, perché questo è uno dei temi che ha, come dire, irrigidito ancora di più il centrodestra e il centrosinistra stesso. Allora Benetti, da dove partiamo? Io ho tutte le grafiche del vostro sondaggio che voi ci avete fornito, lo racconto velocemente ai nostri telespettatori. Vi è stato commissionato un sondaggio di gradimento sul prossimo presidente della regione siciliana, cioè mettendo dei nomi in campo di papabili protagonisti, come si classificano, che punteggio ottengono, diciamo, secondo le vostre statistiche. Giusto? È così, no? Sì, esattamente, abbiamo sondato un campione di 600 siciliani con tecnica mista, interviste telefoniche, interviste online. Questo ci permette di raggiungere il più possibile diversi tipi di popolazione, persone più anziane, quelle meno istruite, più istruite, insomma abbiamo cercato di fare una fotografia della situazione politica attuale siciliana. E quindi cosa è venuto fuori? Insomma, quello che abbiamo un po' letto su tutti i giornali, no? Che insomma, ci sono dei nomi che in qualche modo stanno scalando la classifica di preferenze. Sì, io partirei forse dal cartello sul gradimento dei leader politici. Esattamente. Questo è un elemento importante e viene chiesto sempre prima delle ipotetiche intenzioni di voto, perché è importante capire quale potrebbe essere l'appeal, la fiducia, il gradimento che può avere una personalità politica a prescindere dalla sua collocazione. In questo caso stiamo vedendo l'operato dei partiti e non allora aspetti dei che leader, con la grafica numero 1, lo dico alla regia, la grafica numero 1. Allora seguiamo in questo modo, ecco, il gradimento dei leader politici. Qui ci sono dei nomi. Abbiamo inizialmente chiesto se si conosceva o meno la singola personalità politica e una volta avuto risposta affermativa abbiamo chiesto: ma lei ha abbastanza poca o nessuna fiducia in Ismaele Della Vardera, Giuseppe Antoci e via dicendo. Aspetti però, scusi se la interrompo Benetti, perché diciamo, questi nomi non è che sono buttati lì a caso, sono i nomi che girano ormai da giorni, diciamo da settimane, da mesi, diciamo, nell'ambiente politico, nomi che vengono pubblicati dai giornali, gli stessi sono protagonisti di attività politica abbastanza spinta in ogni luogo di riferimento, chi al Parlamento europeo, chi ovviamente all'Assemblea regionale siciliana, chi per esempio come Alfio Mannino con il suo sindacato, chi ovviamente in Parlamento. Quindi che cosa è venuto fuori? Ci dica un po' i risultati. Il dato che colpisce di più è forse il gradimento in Ismaele Della Vardera, che tra 2 su 3 siciliani che lo conoscono appunto ottiene il gradimento, molta abbastanza fiducia, a seguire Giuseppe Antoci del Movimento 5 Stelle e poi diciamo come diceva lei prima ci sono una serie di ipotetici candidati o personalità politiche siciliane che si aggirano attorno a un terzo del gradimento all'interno della popolazione che li conosce, e infine Renato Schifani, che è l'attuale presidente, che appunto ottiene il gradimento un 25% rispetto a chi lo conosce. E però ci sono dei numeri, no? Ci sono dei numeri qui che attestano, diciamo, come dire, chi scala, no? le classifiche di gradimento in questo caso, no? Cioè, sì, perché spesso il gradimento a livello globale siciliano è influenzato da quanto grande è o meno la forza politica che lo sostiene. Tanti elettori magari di centrodestra gradiscono il proprio candidato, personalità, e quindi è importante anche vedere all'interno delle diverse aree se ci sono dei candidati particolarmente graditi quindi siamo sulla grafica numero 1, lo dico alla regia. Adesso poi facciamo commentare a tutti gli ospiti questo commento, questa grafica. Grafica numero 1, eccola qua. Vedete, i numeretti di cui vi parlavo sono quelli messi sotto la colonna, no? Più 14%, stabile, meno 3, meno 5, meno 2. Quel meno 2 è riferito a Renato Schifani. Allora, Benetti, fermo là, e io voglio sentire gli ospiti. Calderone, deputato di Forza Italia. Perché ride? Io dico che la politica, per farla bene, deve connotarsi in due maniere: la capacità di analisi e la capacità di visione.
c'è un sondaggio autorevole e quindi questa è l'analisi, bisogna analizzarlo con attenzione. Se il dato più allarmante per noi di centrodestra è il fatto che i primi 2 posti vengono occupati da 2 persone autorevoli che certamente non sono di centrodestra. E questo deve far sì che noi ci mettiamo a lavorare per capire come rimediare. Ancora abbiamo tanto tempo, fermo restando che sempre di sondaggio si tratta, però siccome i sondaggi alla fine dei conti negli ultimi lustri hanno sempre avuto fondatezza, non è che non possiamo tenerne conto come se nulla fosse accaduto, quindi dobbiamo fare un'attenta analisi, il centrodestra deve capire che c'è un problema e sono convinto che, come è accaduto tutte le altre volte, riusciremo a risolverlo, però analizzando, verificando, praticando la strada del confronto e soprattutto facendo anche un mea culpa rispetto ad alcuni passaggi di questi anni che ci hanno portato Calderone, a questa situazione. in questo elenco di nomi ci sono 2 nomi di Forza Italia, del suo partito. Sì. Diciamo, subito dopo i 2 che ha citato lei c'è Giorgio Mulè, in ultima posizione c'è Renato Schifani. Ora dico, Che dice? lei per chi voterebbe, diciamo, su questi nomi? Assolutamente Giorgio Mulè, senza nessun dubbio. Antonio. Ma questo sondaggio rappresenta una bomba, ma dal mio punto di vista nel centro-sinistra, non nel centrodestra, perché Già si sapeva. no, perché questo sondaggio sostanzialmente attribuisce un dato rilevante all'elemento fiducia, che è un elemento trainante anche in assenza di un apparato politico forte. Il centrodestra ha un apparato politico forte e l'unica cosa che rischia di fare in questo momento, poi diremo perché, svelando anche dei particolari, l'unico problema che può avere il centrodestra è quello di autodistruggersi. Per il centrosinistra invece questo sondaggio è una batosta, perché mette davanti i vari candidati del centrosinistra a un'esigenza di definire per tempo e velocemente quali devono essere i criteri di selezione della leadership e se, come sembra ormai inevitabile, Ismaele Lavardera può essere un candidato della coalizione, oppure se è meglio anche per Ismaele Lavardera che lo stesso vada da solo, perché Ismaele Lavardera da solo può prendere più consensi, quindi la bomba è nel centro-sinistra, non nel centro-destra. Adesso lo vediamo, senatrice Mussolini e poi senatore Sallemi, che vedo annuisce, tra l'altro c'è tra questi nomi anche Gaetano Galvagno in caduta, libera. Gaetano Galvagno in caduta, il presidente Schifani in caduta, sono, diciamo, 2 dati che confermano quello che andiamo dicendo da almeno un anno, cioè che il governo Schifani è un governo che non soltanto non ha saputo risolvere le crisi della Sicilia, ma a mio avviso e a nostro avviso ha aggravato la situazione esistente: siccità, sanità, reti idriche, alla stessa amministrazione regionale, elefantiaca che non esce fuori dal suo pantano, la spesa pubblica, poi questa discutibilissima pratica delle mancette nella legge di bilancio, peraltro stigmatizzata pure dallo stesso MEF, che aveva invitato a non ripetere più una simile occasione, una simile prassi. Lui si era impegnato, ma la ritroviamo ogni volta camuffata in maniera forse un po' più, diciamo, edulcorata, ma alla fine si ripete. Quindi evidentemente questa è un de profundis per Schifani. Sì, francamente è difficile uscire fuori da una situazione del genere. È un presidente in carica, ci può anche essere un altro personaggio o altri che non sono là indicati, che sono avanti rispetto alla Lavardera. De profundis per Schifani, l'ho detto per tutti il insomma, centrodestra, però c'è una si dice che non bisogna bruciare i nomi a un certo punto, però questi sono tutti usciti. Infatti io credo non ci sia ma il fatto stesso che l'onorevole Calderone dice che lui tra Schifani e Mulè voterebbe per Mulè, la dice lunga anche su quelle che sono. Affettivo, no? Perché diciamo anche che secondo me ci sono anche un po'. Diciamo che non stiamo dicendo nulla di nuovo, sappiamo benissimo qual è la situazione dentro Forza Italia, sappiamo anche che in questo momento il presidente Renato Schifani è sospeso tra quelli che sono i desiderata degli alleati e dei componenti del proprio partito e quella che è una necessità che loro invocano di rimpastare la giunta, di fare un rimpasto che colpisca, che avverrà a gennaio, che insomma, dovrebbe avvenire, però in ballo ci sono 2 teste molto importanti per Renato Schifani, che sono quelle dell'assessore al bilancio Dagnino e quella dell'assessore alla salute Faraoni. Su queste 2 teste si sta giocando una parte della partita importante dentro Forza Italia e dentro il centrodestra.
centrodestra. Mi Senatore posso Sallemi. ricollegare a questo? Sì, un attimo, facciamo parlare testa- Sallemi che non ha parlato. Perché, vabbè. Allora, Sallemi. No, ma io partirei da un dato. Innanzitutto questo sondaggio che è autorevole, importante, da uno spaccato che deve fare riflettere chiaramente tutto il centrodestra. Il fatto che le prime due personalità siano uno Ismaele Lavardera e uno Antoci, quindi in rappresentanza dei 5 Stelle, sono assolutamente d'accordo sul fatto che questo crea un problema all'interno del centro-sinistra, un problema che risolveranno loro. Noi invece come centrodestra dobbiamo utilizzare questi 2 anni per continuare a lavorare, invertire una tendenza di gradimento in capo al presidente della regione Renato Schifani e trovare la quadra che ci possa, diciamo, spingere verso le regionali del 2027. Io però, se non erro, ho letto il sondaggio l'altro ieri, mi pare che il centrodestra sia comunque in vantaggio come coalizione. Adesso lo vediamo con rispetto alla Benetti, coalizione questo glielo faccio vedere, centrosinistra. abbiamo il E questo dato qui- aggregato e questo è un dato delle politico- liste. E questo è un dato politico, attenzione, molto importante. Il candidato ha un indice di gradimento, ma il centrodestra ha un altrettanto indice di gradimento che mi risulta essere ancora ben strutturato in Sicilia. E dico, su questo bisogna chiaramente lavorare. Allora, Benetti, andiamo avanti, diciamo, io salterei, diciamo, sui partiti, diciamo, andrei subito sull'operato dei partiti, perché quello poi diciamo, è anche sugli orientamenti delle liste, quindi siamo diciamo, sugli orientamenti delle liste, alla grafica numero 5, perché questo insomma poi dà anche il polso della situazione, quindi non è sul candidato, diciamo, la partita, ma sulle liste, come sempre accade alle regionali. Quindi grafica numero 5, lo dico per la regia, eccola qua, orientamento di voto alle liste. Benetti, prego. Siamo a molti mesi dal voto, all'interno, come dire, nei pensieri delle persone non ci sono le elezioni in mente e tra l'altro sappiamo benissimo qual è la valenza poi delle liste a supporto delle diverse candidature, quindi diciamo che quello che abbiamo fatto oggi è una fotografia del momento, ma dopodiché si vedrà all'interno di che coalizioni si formeranno, quali candidature ci saranno, anche come consiglieri, insomma la situazione sarà sicuramente in evoluzione. Beh, Benetti, questo è giusto che lei lo sottolinei, ma è giusto, diciamo, tenerlo in considerazione, perché sulla fotografia dell'attualità che poi si costruiscono anche le dinamiche di consenso, di spostamento anche verso questo o quel candidato, verso quella coalizione politica. Io lo dico anche, ovviamente, qua ho 2 esponenti autorevoli del centrodestra, è chiaro che Schifani, il presidente Schifani ha detto, dice, io voglio ricandidarmi, voglio il secondo mandato, ma se così non sarà, tutti, diciamo, cercheranno di mettere il cappello su questa poltrona di presidenza della regione. L'altro giorno proprio qui, Antonio ne sei testimone, il commissario di Fratelli d'Italia in collegamento da Treu ha detto: se non c'è Schifani ci siamo anche noi a volere questa poltrona. Forza Italia dice: scusate, ma se era un posto di Forza Italia perché non resta a Forza Italia? E diciamo che è un andiamoci mantra, a discutere. è un mantra però che non è una certezza, perché la Schifani, Lega vorrà dire anche la sua. Schifani è candidato fino a prova contraria, quindi ope legis, come doveva esserlo anche nello Musumeci, però la partita si gioca a tutti i livelli. Allora, Benetti, l'orientamento delle liste, la fotografia che avete fatto voi, dalle regionali fino a qualche giorno fa, 15 dicembre. Sì, esattamente, la storia ci aiuta a capire in modo più approfondito l'evoluzione. Quello che possiamo vedere è che comunque la coalizione più forte allo stato attuale è il centrodestra e si mantiene sopra il 40%, però il consenso viene via via eroso rispetto al dato delle europee o delle regionali scorse. Il centrosinistra, a guida del centrodestra, i principali partiti sono Fratelli d'Italia e Forza Italia. Questi sono i dati, i 2 partiti che ha maggior trazione. Mentre per quanto riguarda lo schieramento classico del centrosinistra, possiamo vedere appunto si attesta sul 29% oggi, e anche qui è in calo rispetto al dato delle europee, quindi meno di 1/3 dei voti validi, dove qui la coalizione in realtà a quanto pare ora sembra trainata più dal Partito Democratico rispetto al Movimento 5 Stelle, ad ogni modo sono i 2 partiti principali, e fuori dai classici schieramenti abbiamo il movimento controcorrente,
dove è importante evidenziare l'evoluzione rispetto alla rilevazione svolta qualche mese fa, a maggio, dove appunto abbiamo più che un raddoppio del dato rilevato, e Sud chiama Nord invece che rimane più o meno costante intorno all'8,5-9%. Allora, ragionamento Calderone, perché qua adesso è bello, no, vedere questi numeri sommati così. La dice centrodestra, totale centrosinistra. Quindi in questo momento 41 contro 29. Il fatto è che bisognerebbe aggiungere poi tutte quelle altre liste, controcorrente, Sud chiama Nord, Grande Sicilia che non si sa dove andrà, perché sappiamo, Lombardo ci ha abituato che insomma non è scontato che stia nel centrodestra, no? Se così fossero tutti sommati, diciamo, questi numeri, escluso quello delle altre liste, si arriverebbe al 54%. Ma secondo me non si può fare questo calcolo. Non si fa, noi non possiamo dire 1+1. Noi possiamo dire che Sud chiama Nord o controcorrente sicuramente faranno un campo largo col centro-sinistra, questo non lo possiamo dire. Dobbiamo però verificare il dato. Il dato è quello che ha detto Sallemi, che il centrodestra è comunque avanti ed è largamente avanti rispetto al centro-sinistra, mi pare evidente. Sui singoli partiti ovviamente noi siamo al 13%, è una percentuale sorprendente in senso negativo, ma forse paghiamo lo scotto di 3 anni di amministrazione, insomma, un po' discutibile del partito, ma quella è un'altra storia. Io sono convinto che Forza Italia farà come sempre delle grandi liste e farà il risultato che deve fare. Il dato del tesseramento, diciamo, che è parziale ancora, però vi conforta, il tesseramento, no? c'è questa... Sono più di 50.000 teste rispetto a È un grandissimo risultato. Cioè siete tra i primi d'Italia. Assolutamente, indipendentemente da tutto, Forza Italia col tesseramento dà una elegante, per carità, dimostrazione di forza, non una dimostrazione di forza volgare. Il tesseramento sono persone che sono andate, non è un tesseramento farlocco, è un tesseramento reale, perché è un tesseramento che poi porterà al congresso, quindi non sono tessere così fatte come negli anni passati è accaduto, sono tessere reali e quindi questo è un risultato importante per Forza Italia. Certo, riprendendo il mio iniziale discorso, va analizzato questo dato ed è un dato che ci porta dal 23% di un anno fa, cioè le elezioni europee non sono state 26 anni fa, sono state l'anno scorso, per carità era un dato un po' dopato perché anche altri partiti avevano votato Forza Italia, partiti minori intendo dire, però dal 23 al 13 in un anno è un dato che deve fare riflettere la classe dirigente di Forza Italia, ma lo dico senza mezze parole, io sono molto fiducioso, molto ottimista, perché Forza Italia è radicata in Sicilia, ha una classe dirigente importante, in tutte le province abbiamo deputati regionali che curano in maniera spasmodica e attenta il territorio, quindi abbiamo le seconde file, se così li posso chiamare, cioè pronti a candidarsi, che sono forti, che fanno territorio, abbiamo le sedi provinciali, le confederazioni, i nostri congressi che sono andati bene, intendo dire provinciali, anche comunali, cioè ora Forza Italia non è un partito free, è un partito radicato, un partito strutturato. Poi, certo. Nella mia provincia, in ogni paese, in ogni città c'è Forza Italia. Aggiungo per concludere, anche giovani, noi abbiamo una struttura giovanile importante in tutte le province, quindi è veramente strano che ci sia questa struttura di Forza Italia, questi tesseramenti, tutti questi deputati bravi, perché deputati di Forza Italia regionali sono bravi, dall'altro arriviamo al 13%. E allora bisogna fare che cosa non sta facendo? Il problema è il coordinatore, certo. Il coordinatore, certo, senza mezzi termini. Allora qual è il Marcello problema? Caruso. Tra l'altro adesso verrà il presidente Schifani. Tra l'altro, aspetti, siccome ci sta seguendo anche il coordinamento, dico meglio, perché se non ci siamo mai riuniti in tre anni,
Dobbiamo capire perché. E questo è un po' a guida certo, però dico, i panni sporchi esatto. si lavano in famiglia, noi li laveremo in famiglia. Allora, dicevo, ci sta seguendo anche Ismaele Lavardera, che ovviamente è interessato a questo sondaggio, dice che la riprende, diciamo, quando lei ha detto largamente, ci sta seguendo, è all'Arsi in questo momento. Tra l'altro noi abbiamo anche la linea diretta con l'Arsi per capire che sta succedendo con questa finanziaria. Dice, qua è largamente, dice 2 punti avanti sono io rispetto al sondaggio, quindi cosa dice? Ovviamente Calderone. Allora, Antonio, prima di andare in pubblicità, l'Ars noi la stiamo seguendo in questo momento, c'è stanno parlando ovviamente di un progetto che in questo momento stanno presentando all'interno dell'Ars. Sull'Ars dobbiamo dire una cosa prima di andare in pubblicità. Diciamola che c'è un messaggio del presidente Gaetano Galvagno che è stato inviato questa notte a tutti i gruppi parlamentari che insomma ha dei toni molto forti, perché lui parla di odio e parla soprattutto del fatto che c'è qualcuno che è rimasto, che ha avuto tanto, e qualcun altro che è rimasto a bocca asciutta, e stanno, come dice il presidente Galvagno, perché svela una cosa che comunque noi sapevamo, stanno infilando nelle tabelle i provvedimenti che hanno una paternità. Allora si sta palesando da un lato la prima finanziaria senza maxi emendamento, dall'altro, fatta la legge, trovato l'inganno, un sistema per ottenere lo stesso effetto, che è quello di utilizzare le tabelle e di spartire. Rispetto a questa cosa Galvagno ha mostrato molta irritazione, anche perché nel gioco dei numeri sarebbe stata fatta fuori Fratelli d'Italia. Poi c'è un'altra frase che diremo dopo, perché questo riguarda anche il futuro di questo possibile governo, e soprattutto c'è una parola molto forte: se tutti non decidono di andare a casa, ma questo, se c'è la pubblicità, questo, lo possiamo dire ne parliamo. Quindi clima tesissimo, come dice anche Ismaele Lavardera, che conferma, dice c'è un delirio, ci sta seguendo, quindi approfittiamo anche di questa interlocuzione. E allora Benetti, lei stia lì, che poi facciamo le ultime 2 grafiche e poi ovviamente era libero, la voglio tenere ovviamente incollato anche a dinamiche di politica regionale. Allora, dopo la pubblicità, l'Ars, voglio sentire Sallemi su questo clima di Fratelli d'Italia, insomma la senatrice Musolino, che ha tante cose da dire, poi ci spiega anche Renzi dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta con tutti i nostri ospiti, l'onorevole Calderone di Forza Italia, la senatrice Daphne Musolino di Italia Viva, il senatore Salvo Sallemi, eccolo qua Calderone, la senatrice Musolino, il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, e poi il nostro Antonio Condorelli e Riccardo Benetti di SVG, che ci sta aiutando un po' a sviscerare questo sondaggio che è stato realizzato proprio, diciamo, in prospettiva regionale siciliane. Allora, in chiusura, Benetti, dove vogliamo andare? Qual è il dato che le sembra più interessante? A me sembra il dato interessante quello che sui candidati, esatto. Sulla presidenza, esatto. Allora andiamo all'ultima grafica. Sì, una delle ipotesi testate è stata quella di, diciamo, 2 scenari, 2 schieramenti contrapposti. C'è un bipolarismo esatto, no Benetti? Esattamente, e non specificando però esattamente quali erano le liste all'interno del centrodestra oppure del centrosinistra, quindi rimanendo, come dire, abbastanza vaghi, però dando un'indicazione chiara di parte, o centrodestra o centrosinistra, e in questo caso il centrosinistra con l'aggiunta del movimento controcorrente. E in questo scenario appunto abbiamo Schifani leggermente in vantaggio, però dobbiamo dire che la partita si delinea aperta, nel senso che appunto il vantaggio di 2 punti non possiamo dire che è determinante in un sondaggio a così distanza dal voto, e quindi questo, come dire, delinea, se questa fosse l'ipotesi poi è lo scenario che... Ma quell'altro candidato, scusi Benetti, di che orientamento è quest'altro candidato? Allora, Lavardera, diciamo che lui si presenta come civico, ma viene gradito soprattutto da chi non si colloca politicamente, ma da anche parte del centrosinistra. Quindi diciamo l'elettorato di centrosinistra comunque non lo vede, cioè lo vede in modo positivo. Ecco. Ok. Mentre il terzo candidato, diciamo, quello che prende il 14%, chi è?
È un candidato ipotetico, nel senso che non viene esplicitato, ma chiaramente sappiamo che poi si candidano un altro o altri candidati si candideranno, chiaramente, e quindi dobbiamo comunque prevedere un'opzione per chi non gradisce entrambi. Quindi diciamo, è su quel 14% che si gioca la partita, cioè se fossero i classici nomi, diciamo, che rappresentano alcuni mondi, alcune categorie di estrema destra, per dire, di estrema sinistra, il voto certamente sarà più basso e si distribuirà sugli altri due candidati. Se è un terzo nome importante, diciamo un De Luca per dire, probabilmente quel dato si consoliderebbe, no? È questo più o meno, e quindi anche il 2% risulta determinante. Sì, ma soprattutto, come dicevamo prima, è importante fare massa critica con le liste e quindi cercare di convogliare su di sé il più possibile varie anime e varie, diciamo, appartenenze politiche e diversi rappresentanti del territorio che possono in qualche modo coagulare il più possibile il voto per i diversi presidenti. Senta Benedetti, io le faccio una domanda fuori da questo sondaggio, così ne approfitto e può sentire anche i nostri ospiti. Voi avete come dire, già idea di analizzare o avete analizzato questi cosiddetti collegi contendibili in vista diciamo, delle elezioni politiche e quindi diciamo, un argomento che alimenta il dibattito su quale adesso in chiave nazionale si dibatte sulla nuova legge elettorale? Allora, in realtà no, e il motivo è semplice. Per andare a individuare i collegi contendibili vanno fatti sondaggi molto corposi e molto capillari sul territorio che non possono essere fatti, diciamo, di iniziativa propria, ma devono avere dei committenti che li richiedono, insomma sono spese notevoli. D'altro canto sappiamo benissimo come la situazione politica, alleanze, coalizioni cambiano velocemente. Le cito solo un esempio: nell'agosto del 2022 stavamo facendo tutta una serie di analisi sui diversi collegi, quando poi Calenda rompe col centrosinistra e ci porta appunto a buttare via il lavoro perché lo scenario cambia. Quindi lo faremo sicuramente a ridosso delle elezioni, ma ora è ancora presto. Qua abbiamo altri professionisti della cosa che sono i renziani che nell'ottica di dover decidere, insomma, di essere ago della bilancia, anche loro si spostano, insomma, e quindi potrebbero in qualche modo siete collegati da più di un anno, l'abbiamo scelto, l'abbiamo però questo è un tema, no? Lo dico anche a Salemi, Mussolini. Dove è prevalsa la nostra linea abbiamo ottenuto poi anche l'elezione del candidato del centro-sinistra, dove invece nelle regioni in cui sono prevalsi i veti, come diciamo noi, piuttosto dei voti, diciamo il centro-sinistra ha perso. Che in questo caso, da questo momento, è ufficiale la candidatura a presidente di Ismaele Lavardera, ed è inevitabile, perché lui in questo momento, se va da solo, ha solo da guadagnarci, se va col centrosinistra rischia di vincere, quindi è il primo caso di una candidatura che era stata ipotizzata, ma che in questo momento lui praticamente è costretto a candidarsi presidente, e tremano due schieramenti in questo momento, sia il centrodestra che il centrosinistra. Salemi, non tremiamo, non temiamo neanche noi. Non tremiamo per È una lettura assolutamente corretta, se mi posso permettere di dire. Bisogna capire però cosa faranno i 5 Stelle, se accetteranno la candidatura di Ismaele Lavardella come candidato dell'intera coalizione, e così vale anche per il PD, quindi come lei ha anticipato prima è un problema tutto interno al centro-sinistra, e quindi è un bello schiaffo che, se da un lato potrebbe, tra virgolette, saltare, dall'altro potrebbe minare alcuni rapporti. Però mi permetto di fare una riflessione guardando il sondaggio, l'ultimo dato che è stato sviluppato. Se noi prendiamo il candidato e lo uniamo a una coalizione, e quindi a quello del centrodestra, noi abbiamo il 42, come vediamo, il 44, quindi siamo in vantaggio comunque anche con Ismaele Lavardera candidato. È vero che è una fase embrionale, è vero che mancano 2 anni, però questo fa capire come l'effetto trainante della coalizione, delle liste, è quello che farà anche in questo caso, secondo me, nella prossima campagna elettorale per regionali, la differenza. Permettetemi di esaltare il dato di Fratelli d'Italia, che passa dal 15,1% del 2022 al 19% del 15-12 2022, quindi un punto percentuale in meno rispetto alle europee. E credetemi, di attacchi il nostro partito ne ha avuto sia a livello regionale da alcuni organi di stampa, ma soprattutto a livello nazionale da altrettanti emittenti che hanno attaccato a testa bassa, secondo me
commettendo un grave errore. Tanto qui c'è tutta un ragionamento che è proprio tutto siciliano, perché mentre per esempio Fratelli d'Italia naviga sul 28-29% a livello nazionale, diciamo qui siete, come dire, leggermente 10 punti meno. Lo stesso non accade per Forza Italia, che diciamo cresciamo rispetto al 2022. Sì, crescete, però diciamo non avete i numeri del resto d'Italia. Poco fa infatti Calderolo lo sottolineava, no? Dice riusciamo a recuperare sempre quel qua 13. siete al 13, insomma in Italia siete al 7, ma noi andremo bene, no, non siamo al 7, siamo nel data media è il 9 e qualcosa. Dico pure che il 13 ci deve fare analizzare, come ho detto qualche minuto fa, però non ci preoccupa perché abbiamo possibilità di recuperare enormi, abbiamo una classe dirigente, tutte le elencazioni che ho fatto poco fa, la classe dirigente, i deputati, le sedi, i circoli, il movimento giovanile, non siamo per nulla preoccupati, certo. Dobbiamo verificare che cosa è accaduto per porre rimedio. Onorevole, è stato lei stesso più volte a sollevare dei temi, delle tematiche reali connesse alla sanità. La grande spada di Damocle che voi avete come governo è quello che agli occhi della gente, come lei che fa parte della maggioranza. Scusa Antonio, posso liberare Benetti? Avete ancora bisogno di Benetti? Insomma, volete chiedere qualcosa? Non lo voglio mettere nelle discussioni politiche. Loro sono scienziati, quindi insomma devono rimanere tali. Che ci porti notizie migliori. Grazie Benetti, grazie SVG. Grazie a voi. Quindi cosa succede? Grazie. Buon lavoro e buon Natale, buon Natale Benetti, anche ai suoi colleghi. Altrettanto. Grazie. Cosa succede a questo punto? Che il centrodestra, che ha un voto strutturato molto forte, si ritrova agli occhi della gente in questo momento con la spada di Damocle della sanità, perché guardate che come ha detto lui, che è un esponente di Forza Italia, purtroppo quella è la realtà di ciò che vivono le persone ogni giorno, cioè persone che rinunciano a curarsi, persone che non possono curarsi, e in ballo c'è la testa dell'assessore, quindi è da questo che comunque passa anche quello che sarà il futuro. Sono così d'accordo che per me il problema è che il problema serio è che non ci vuole il tecnico, ma ci vuole il politico a dirigere l'assessorato alla sanità. E questo è il problema vero. Noi abbiamo una classe dirigente molto competente, forte, capace di dirigere politicamente, perché il tecnico deve fare il tecnico, di dirigere politicamente l'assessorato, un assessorato così delicato come l'assessorato alla sanità, e la nostra classe dirigente, primi fra tutti i deputati, è rimasta al palo, mentre è stata senza, almeno con me non si è confrontato, nessun confronto, messo a Piazza Zino un tecnico. I risultati sono quelli che stiamo vedendo, ha ragione lei. Ma è possibile che Renato Schifani in questo momento è sotto scacco, però può evitare lo scacco matto se fa 2 o 3 operazioni dentro la maggioranza, quindi cambio degli assessori con dei politici, oppure trovare delle stanze di compensazione per favorire le richieste degli alleati. Però questo discorso poi si scontra con un dato di fatto. Vero è che l'assessore alla sanità per 2 volte è scelto tra i tecnici, prima era la Volo, adesso è la Faraoni, ma è altrettanto vero che i dirigenti sono di nomina assolutamente politica, sganciati da meritocrazia, sganciati dal rendimento. Cosa c'entra? Liste d'attesa rimaste uguali, situazione a Trapani, chi ci ha pagato alla fine? Nessuno. Ma è la politica, Posso finire? Guardate, io ho ascoltato tutti. Non dire questa frase che è bruttissima. Abbiamo una nomina di un assessore che è teoricamente un tecnico, come era la Volo, ma poi abbiamo una fortissima ingerenza della politica vostra, della coalizione di centrodestra, nella nomina dei dirigenti che continuate a fare. Adesso si è inventata pure questa cosa di una sorta di commissione che dovrebbe valutare fra i segnalati chi nominare dove. Già nel momento in cui parli dei direttori generali? Già nel momento in cui il presidente Schifani accetta di rivedere queste nomine e instaurare questa sorta di commissione, ammette che finora come li ha nominati? Politicamente. E quali sono i risultati?
quelli che vediamo, cioè la gente deve andare Sono ancora argomenti fuori diversi, a curarsi. Daphne. No, Sono argomenti lo stesso diversi. Presidente Zaia, Perché dice la linea io l'ha vado detta a la Treviso politica, se la politica non detta la linea, i no, la dirigenti politica l'ha rimangono dettata al fin palo. troppo, è Ci esattamente il vuole, contrario. io mi sto battendo no, scusate, perché è esattamente il a contrario. capo dell'assessorato alla sanità, ma anche al bilancio ci sia, io non ci credo a questa storia dei tecnici della società civile, deve comandare la politica e si deve fare giudicare dai cittadini. Se oggi i cittadini vanno giudicato, non c'è un assessore politico, tu vedrai che tutto perché noi abbiamo, ripeto, una classe dirigente, non sto parlando solo di Forza Italia, sto parlando di tutta la maggioranza, sto parlando di Fratelli d'Italia, della Lega, che è una classe dirigente di assoluta competenza, di assoluto rango, e non c'è bisogno di mettere la Faraoni o Dagnino che da 2 giorni è spaesato, sembra ma il problema è che le nomine, voi diciamo non c'è confronto con noi, però diciamo non c'è confronto neanche con gli alleati in questo caso, si sta lavorando a compartimenti stagni. Cioè questa storia della sanità è veramente la scuola della sanità, avete cambiato il metodo, ma il risultato è rimasto invariato. Io mi posso occupare del mio partito, mi posso occupare del mio partito. Ma a 3 anni dall'inizio di questo governo il risultato della sanità è andato peggiorando, non migliorando, neanche stabilizzandosi, con Crocetta la sanità era ma non c'erano i problemi di liste d'attesa, non c'erano questi problemi, ma non c'era come? lo scandalo di Trapani, grida vendetta, e avete voluto mettere la sanità è un problema atavico, smettiamola con la politica, è un problema atavico. Ci davano la colpa a Crocetta, io ritengo che in questo momento per un fatto di onestà politica non sia più possibile guardare a quello che accadeva 10 anni fa. Sono d'accordo. Ora in questo è lei momento che sta accusando il centrodestra in questo risposte. Sono 8 anni, sono d'accordissimo. 8 anni ininterrotti di governo di centrodestra. Sono 8 anni ininterrotti di governo di centrodestra. 8 anni, cioè ragazzi, dopo 8 anni. No, prego. Mi fai posso intervenire un attimo? Grazie. Allora, io premesso che mi dispiace ascoltare da una collega che stimo tantissimo ritenere che il tecnicismo e i tecnici siano la soluzione dei problemi dell'intera Sicilia. Non ho detto questo. Perché voglio dire, vabbè, tu hai detto comunque che la politica non deve scegliere e che devono essere i tecnici a gestire il così merito, come accade il merito è un discorso che non vi piace ascoltare, è il merito che deve scegliere. Se scegliessimo per merito. Però, Daphne, se tu mi fai parlare un secondo, ma devi dire le cose che ho detto io, non quelle che ti piacciono a te. No, ma perché? Ma non hai detto o non hai detto che comunque la questione dei tecnici, che gli assessorati sono governativi? Gli assessorati sono tecnici, ma le scelte sono politiche. Hai detto o non hai detto? Le scelte sono politiche. Hai detto o non hai detto che attraverso la politica si sono fatti i danni, che solamente i tecnici possono essere una soluzione? No, che solamente i tecnici lo stai aggiungendo tu. Io ho detto, la politica ha continuato a scegliere i dirigenti sanitari e le conseguenze sono quelle davanti ai nostri occhi. Il merito, ma che cosa vi ha fatto di male? Ma cosa vi ha fatto di male una valutazione meritocratica? Voi sapete che tutti i dirigenti, ragazzi, voi sapete che tutti i dirigenti sanitari sono stati scelti con un criterio di silenzio assenso. La commissione non ha espresso nel merito per nessuno. Sai chi è che ha scritto posso darti un dato? L'unico che ha scritto una legge per mettere il direttore generale a concorso, sai chi è stato? Il sottoscritto nel 2018, perché non l'ha presentato il tuo partito che si gira dall'altro lato. Io l'ho presentata rappresentando Forza Italia dicendo mettiamole con le nomine dei direttori generali, nel 2018 Italia Viva neanche c'era. Io lo dico a tutti i partiti, faccio una proposta in questo momento Italia Viva non è rappresentata, perciò non mi fare questi discorsi. Mettiamo a concorso i direttori generali, questo dobbiamo fare. Perfetto, sono d'accordissimo, lo vedete che siete così la finiamo con questa storia delle spartizioni. Dobbiamo mettere a concorso il direttore generale. Incredibilmente siamo della stessa idea con l'onorevole Calderone, siamo assolutamente d'accordo. Salemi per esempio, perché Salemi? Ma io sono per il merito e per un concorso pubblico. Daphne, mi fai parlare un secondo, ti prego, è veramente difficile. Cioè, io non sono per generalizzare. Cioè, io non ritengo, se poi le cose si vogliono cambiare e fare dei concorsi e mettere il dirigente generale, per me va anche bene, voglio dire, ma non si può generalizzare. Ci sono realtà
della Sicilia, come la mia provincia, in cui c'è un direttore generale, parlo della provincia di Ragusa, nominato comunque dalla politica, che ha battuto le code per le liste d'attesa completamente. Dobbiamo tranquillizzare. Quindi voglio dire, ci sono casi e casi, ci sono realtà della Sicilia dove la sanità non è questo sfacelo come dite voi, perché generalizzare così è un tema, ma fare passare questo messaggio è un altro discorso. Ma poi forse, scusa Salvo, sanità, forse non mi sono spiegato. È stato sempre un momento io non metto in dubbio che ci sono direttori generali straordinari, solo che noi dobbiamo mettere in tranquillità i cittadini. Perché quei direttori straordinari di cui tu parli a Ragusa non è che verranno messi da parte. Noi dobbiamo tranquillizzare il cittadino che per ora è convinto che gli apica a tutela non solo della politica ma anche dei direttori generali. Ora diciamo una cosa. Ascolta, perché noi mettiamo a rischio la credibilità della politica quando un direttore generale va male. Se invece un direttore generale va male e ha vinto un concorso, la politica non c'entra nulla. Noi dobbiamo essere lungimiranti, dobbiamo tranquillizzare i cittadini siciliani, perché se continuiamo su questa strada, io avevo fatto anche un'altra proposta, quella del protocollo, nessuno mi è venuto dietro. Il protocollo sai che cosa significava? Sai, ma io sono d'accordo. Il tuo partito non ha detto una parola. Ma non ci sono all'ASE, ma perché lasciamo continui i a deputati dirmi? fuori dalle ASP, non li facciamo sempre interloquire. Tommaso, o cristallizziamo non te lo i ricordi, rapporti. ma E Italia te lo Viva dice- non c'è dentro l'ARS, è inutile che tu mi fai ma bisogno. non fai proposte, tu ti lamenti, io faccio un sacco di proposte, io faccio moltissime proposte. te lo dico elegantemente, di sciacallaggio, Ma tu non devi faccio dire sciacallaggio di nessun tipo. le proposte Ma risolvono state- il ma problema veramente mi vuoi dei dire a me che siciliani, faccio non le sciacallaggio? chiacchiere. In questo- Le chiacchiere hanno Ma veramente a me mi vuoi stancato dire la faccio- Sicilia. ma Ci ben venga, dopo vogliono le 8 anni di proposte, governo di presenta le centrodestra, mi fa leggi, piacere. presenta le leggi. Mi fa piacere. Svirgolata, allora un attimino. Allora, poi andiamo in pubblicità. C'è Certo qual- che c'è Calderone qualcuno- procede. Certo che lo sciacallo a me, che dopo 8 anni di governo di l'assessore che va a centrodestra, parlare, francamente. l'assessore alla sanità che va a parlare a casa di Cuffaro non si può Avanti. sedere, non si può E vedere una cosa di continuiamo. questa. Cosa ho fatto io, Cioè, Luca? dico, no, dico, Direttore, Ma non si perché può io che fare. cosa ho fatto Che in cosa- mezzo sciacalla? chi è che ha detto Ma che- dai, chi è che ha sciacalla mandato io, scusa? dai, Chi è che ha sciacalla mandato io. la missiva a Schifani segnalando questo fatto e dicendogli attenzione Presidente, un direttore, allora era direttore, non può andare a casa non di Cuffaro, Del politico. a casa del politico. Ma insomma, Quindi dai, ma chi dove è siamo? stato? Italia Viva, i 5 Stelle, il PD, è stato il partito del Presidente nella mia persona, dicendogli attenzione, non va bene che il nostro assessore Ma mi quando pare era essere direttore sbattuto. generale, non va bene che va qualcuno che dalla se la ride, politica però. a prendere Chi se la ride? consigli, non va bene. Chi è stato? Io, il C'è sottoscritto. qualcuno Ma che pure se io la faccio ride. un sacco di interrogazioni. Ma pure io faccio interrogazioni. L'ho fatta pure sulla legge di bilancio. Che mi dici? E prendila. Cateno De Luca in questo momento è quello che è conteso o potrebbe essere e che comunque provoca il mal di pancia a entrambi gli schieramenti. Perché Conteso tutti... in negativo. Ma bisogna vedere, perché poi alla fine contano i numeri per voi e soprattutto c'è la partita anche per il governo, perché lui ha lanciato questo asse con la DC. Come e l'ha quindi chiamato? Il riguarda nuovo anche- movimento qual è? Ma lui ha Liberiamo, fatto ti amo liberiamo Sicilia, Ti ti amo amo Sicilia. Ti amo Sicilia. Non Mussolino. posso Era dire, rivolto a lei, francamente non Era- accetto che l'onorevole Calderone dica che è conteso in negativo, perché finora Schifani a De Luca, per me la politica si fa senza risentimenti, bisogna risedervi, io non sono il presidente del mio partito, quindi io non posso risedermi da nessuna parte, lo È una decideranno i vertici del partito, ma chiaramente non bisogna avere risentimenti personali, io non li ho e non mi appartengono. Fermila, Ma scusa, scusatemi, però non mi si dica che Forza Italia ha una valutazione negativa, perché finora De Alla fine ha Luca, parlato. pur dicendo di appartenere all'opposizione, ha avuto dal governo Schifani lauti finanziamenti. E infatti io mi sono Salemi, ma la Mussolini è così anche in Senato. Ma intanto quindi sì, con me non puoi parlare. Sì, la Mussolini è aggressiva anche in Senato. Pubblicità, Aggressiva. torniamo dopo. Va bene. No, scherzo. È una brava ragazza. Intanto sento, non so, l'Ars è ricominciata, sì, la stiamo vedendo, è ricominciata alla seduta. No. No, sono
Sì, questa è la diretta, è ricominciata la diretta. No, non c'entra, questa è vecchia. Di dove avete preso questa cosa qua? Non è questa l'Assemblea regionale. Insomma, ci sono deputati che non ci sono più. Allora, eccola qua. Non è questa ovviamente quello che stiamo vedendo in bassa frequenza. Allora, no, dicevamo. Rientriamo nel discorso Assemblea Regionale Siciliana, perché questo messaggio, Antonio, insomma, svela quello che nessuno sapeva. No, tutti sapevano, quello che tutti sapevano renderlo così, e quello che tutti temevano, che in sostanza è la prima finanziaria senza maxi emendamento, però nelle tabelle gli esponenti di ciascun partito stanno infilando determinate cose, quindi c'è una spartizione nascosta. Raccontiamo perché c'è l'antefatto su tutta questa storia, cioè le famose mancette, le famose mancette, con quale proprio in questo periodo avevamo gridato allo scandalo anche da questa trasmissione, che sono emerse anche nelle intercettazioni del sistema cosiddetto dell'indagine su Gaetano Galvagno, che vedeva una partecipazione anche di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in questa spartizione di fondi. Cioè, allora si era detto, in base, diciamo, basta con questo sistema. Ora cosa è successo? Che è salita la tensione nella maggioranza e qualcuno non ha rispettato i patti. I patti quali erano? Quelli di una distribuzione equa attraverso le tabelle. Stanotte Gaetano Galvagno ha mandato un messaggio ai capigruppo che noi qua abbiamo anticipato e questo messaggio mette nero su bianco quello che sta accadendo. Tra l'altro lui spiega e conferma che tutto questo sta accadendo attraverso le tabelle, perché attraverso le tabelle ciascun esponente sta infilando qualcosa e parla, guardate questo termine è emblematico, parla della bulimia di qualcuno, quindi c'è qualcuno che è famelico nell'acquisizione e nella gestione di fondi pubblici. Noi stiamo parlando dei soldi dei cittadini che vengono gestiti personalmente dagli esponenti politici, sono delle cose che hanno una responsabilità etica e morale. Questa è la realtà di quello che sta accadendo in questo momento all'Assemblea regionale siciliana e dice Galvagno: se tutti non decideremo di andarcene a casa. Questa è la realtà di quello che sta succedendo in questo momento in Sicilia nella maggioranza. Allora, questo diceva l'estrema, come dire, l'estrema lo dice il presidente dell'ARS, non lo dice uno dei però dipendenti. Il tema è, no, Calderone, Musolino, Sallemi, il tema è che diciamo, con un clima così incandescente, mi fate vedere il video di Schifani ieri che è eccezionale, cioè durante la manovra finanziaria, guardate cosa è successo ieri, arriva Schifani in aula, mentre nei momenti più caldi, nei momenti di trattative, dove anche un presidente secondo me dovrebbe come dire, anche con la sua presenza dare testimonianza di attenzione. Guardate cosa è successo ieri. Schifani arriva di mattina e qui c'è il video, non lo sentiamo. No, non è questo, scusate, non è questo, non è questo, è il video di Schifani all'Ars, scusate, rientriamo, è il video di Schifani all'Ars. C'era il presidente della regione che voleva prendere parola. Prego, Presidente. Grazie Presidente. Colleghi, io volevo significare le mie scuse se sarò assente in queste ore dall'Aula, perché sto per prendere un volo per recarmi nella capitale, in quanto parteciperò nella qualità di Presidente della Regione agli auguri alle alte cariche che si terranno al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica. È un appuntamento istituzionale che si tiene ogni anno, al quale naturalmente è doveroso prendere parte tranne casi di natura eccezionale. Quindi volevo scusarmi con l'Aula della mia assenza e dare la motivazione per cui non sarò con voi. Ringrazio tutti voi naturalmente, non so se la manovra si concluderà stasera, domani, quello è. Comunque nel caso in cui si dovesse concludere prima, colgo l'occasione per formulare i miei migliori auguri. Può darsi che magari ci riformuleremo di persona, però anticipando era sempre un atto di correttezza istituzionale, anche doverosa per dirvi il motivo per cui non mi vedrete qui. Porterò naturalmente gli auguri al Presidente della Repubblica da parte del Governo, ma penso di interpretare il pensiero dell'Assemblea, se mi autorizzate a portare gli auguri al Presidente della Repubblica e di tutta l'Assemblea regionale. Grazie. Magnifico. Insomma, no, gentile, no? Cioè, che dire, proprio. Vado a portare gli auguri di questa assemblea, del Presidente, andava dal Presidente della Repubblica, insomma, no? Esatto. Calderone. Però bisogna vedere cosa succede da qui alla partita. Lei ci è andata agli auguri, Io ero invitato perché sono presidente di una commissione bicamerale ed ero stato invitato e purtroppo non ci sono andato, ma per motivi personali non c'entrano i motivi politici. Certo, Schifani ha portato gli auguri di tutti, insomma. Anche i miei, certo. Anche di tutti i siciliani, certo, però dico, Sallemi, con tutto il rispetto per il Presidente, ovviamente ci sono anche contesti e frangenti in cui si sceglie di stare in aula e di portare a casa i risultati o quantomeno di assicurare
quantomeno quella linea di tranquillità e di fermezza che forse al presidente Schifani sfugge quale sia effettivamente il suo ruolo. No. Allora, scusate, messaggio di Lavardera che arriva dall'Arsa, è un comunicato questo. Galvagno mette nero su bianco quello che tutti temevano. Questa è diciamo la denuncia di Lavardera. Una nuova spartizione nascosta nelle tabelle. Si tratta di soldi pubblici, la procura acquisisca immediatamente questa manovra. Quindi insomma si inasprisce il tema. Ho appreso dalla stampa di un messaggio che Galvagno ha mandato ai deputati la notte scorsa, un messaggio che oltre a far uscire fuori il clima di odio che c'è all'interno della maggioranza fa emergere anche come il presidente dell'Ars, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio, parla ancora una volta di spartizioni per i deputati. Un dato preoccupante, con Galvagno che di fatto mette nero su bianco con un messaggio WhatsApp quello che tutti temevano, e cioè una nuova spartizione nascosta nelle tabelle della finanziaria. Vorrei ricordare che si tratta di soldi pubblici e per questo la procura deve acquisire questa manovra. Ho chiesto già al mio legale di preparare un esposto eccetera, e questo è il comunicato dell'onorevole Lavardera, che adesso diciamo diventa come dire mette ciccia. Bene, ovviamente di questa cosa sono contenti gli esponenti della maggioranza, perché se io ho avuto questo messaggio e ne abbiamo parlato è perché me l'hanno girato gli esponenti della maggioranza. Cioè la realtà è che c'è un clima molto forte dentro la maggioranza, che Galvagno si è messo anche di traverso rispetto a certe dinamiche, riconosciamo questa cosa, ma la realtà è questa, che c'è in corso una spartizione e c'è in corso una bulimia, come diceva Galvagno, nella gestione dei fondi pubblici. Poi alla fine si dirà è uscita una manovra, vedremo come andranno le cose perché ancora non è detto nulla, però la realtà è questa. Allora, Sallemi, Calderone, insomma, non so se vuole aggiungere qualcosa. Un fatto grave, fatto di cui bisogna prendere atto, vedremo quello che accadrà. Ovviamente le scelte, come dire, apicali e le scelte sul domani politico di questo governo non competono a me. Ovviamente prendo atto di questo messaggio, prendo atto di quello che ha scritto Lavardera, ma aspettiamo, vediamo, verifichiamo, perché sempre di un messaggio si tratta, dobbiamo verificare che cosa è accaduto, se effettivamente ci sono questa spartizione nelle tabelle. Se possono che essere anche parole, no, dette... Certo, ma bisogna fare una verifica complessiva, non possiamo prendere un messaggio e crocifiggere... però voglio dire, adesso come dire, alimenta ancora di più il clima. Sì, certo, non rasserena il clima, su questo mi pare sia un dato obiettivo. Allora un attimo, perché adesso voi siete tutti parlamentari nazionali, io vi faccio vedere una cosa che ha scoperto Antonio Condorelli la scorsa settimana, l'ha pubblicata diciamo attraverso la 7, noi lo avevamo dato in questa trasmissione in anteprima e questa settimana l'hanno inseguito tutti. Guardate di che cosa si tratta. Lei prende il treno? Sì, certo. Ogni tanto, dove? No, lo prendo. Oltre lo stretto? Quasi sempre, sì. Oltre lo stretto. Sallemi, lei prende il treno? No. No, ecco. No. Uno dei motivi adesso glielo faccio vedere, perché lei senatrice... Io lo prendo poco, ma so di che cosa stiamo andando a parlare. Ecco, perfetto. Allora, Antonio, guardate che cosa ha scoperto il nostro Antonio. Vi faccio vedere uno degli ultimi annunci di Trenitalia con la sospensione treni dal 28 luglio al 13 dicembre che va avanti ormai dal giugno 2025. Scusi, informazione, dice che per Gela non ci sono i treni? Ci sono i pullman sostitutivi, treni non ce n'è. Ah, ma da quanto tempo questa cosa? Da un mese sicuro. A 3 anni dall'inaugurazione degli innovativi treni blues in Sicilia, costati 325 milioni di euro di fondi FESR e PNRR, sulle tratte Gela-Catania e Siracusa-Ragusa-Gela e Caltanissetta non ci sono i vagoni e i collegamenti sono possibili solo con gli autobus, perché i vertici di RFI e Trenitalia hanno scoperto un'anomala usura del profilo delle ruote dei treni. Questo ha comportato un'usura, a quanto pare, delle ruote di questi treni blues incompatibile per questa tratta, e proprio per questo tantissime sospensioni da giugno 2025 a settembre. Ormai siamo allo spaccio totale sia a Caltanissetta che in tutta la provincia. Qua i treni non vediamo nessun treno. Ma
che fine hanno fatto questi treni che non possono essere utilizzati tra Gela, Siracusa e Caltanissetta? Alcuni li abbiamo trovati qui alle mie spalle, posteggiati nel deposito ferroviario di Catania. Ma non era possibile prevedere la problematica di usura delle ruote prima dell'acquisto dei treni? Lo abbiamo chiesto all'assessore regionale ai trasporti. I livelli di usura delle ruote motrici vengono testati durante il servizio. Questi margini di criticità sono stati assolutamente studiati. Il risultato dello studio è che bisogna ingrassare i binari e sono in corso, afferma RFI, gli ultimi accertamenti. Sono quasi 5 mesi dopo i primi 9 mesi del 2025 dei lavori che i pendolari, i turisti, gli studenti universitari aspettano la ripresa della tratta ferroviaria Modica-Caltanissetta-Xirbi. Allora, abbiamo un tassativo pubblicitario, dopodiché torniamo. Calderone. Abbiamo l'aggiornamento di RFI. Abbiamo l'aggiornamento di RFI. Non rispondere. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, Antonio, questo scandalo dei treni, cioè che cosa succede? I treni più pesanti rispetto ai binari si consumano di più, consumano le ruote. Per fare camminare questi treni in alcuni tratti della ferrovia siciliana c'è bisogno di ingrassare le ruote. Una questione, diciamo che l'abbiamo detto fino al 13, però questa questione continua. Questa questione continua perché, punto primo, nella tratta verso Caltagirone è ripreso a funzionare qualche treno, però ricordiamoci che tra Gela e il Caltagirone non c'è il ponte, perché l'hanno fatta esplodere 10 anni fa e lì bisogna prendere l'autobus. Nella tratta verso Ragusa è ancora sospesa, questo è dato di oggi, confermato da Trenitalia, la circolazione di questi treni perché stanno provando, mi dice Trenitalia, a ingrassare i binari. Ma noi ci rendiamo conto di quanto sia delicata questa cosa? L'assessore ha detto tutto bene, no? No, l'assessore ha detto stiamo studiando dopo averli messi in esercizio. Il risultato dello studio è che ancora oggi i treni non possono andare a Ragusa, stanno provando a vedere se ingrassando funziona, ma non è che tu puoi ingrassare il binario appena passi il treno e metti il grasso col grasso automatico. Ci sono problemi di aderenza, ci sono problemi di raggio di sterzo, c'è il problema che si profila purtroppo un danno erariale, perché queste cose probabilmente dovevano essere verificate prima dell'acquisto, non dopo. Qui ci sono dei treni posteggiati che sono costati milioni e milioni di euro. Sallemi, hai visto perché non ci può andare a Ragusa col treno? Che non c'è il treno. Non so, andavo a prescindere da questo. Diciamo che i collegamenti non è che si erano funzionali prima e adesso no. No, io penso che sia un problema, innanzitutto è un disagio che a mio avviso va corretto e mi rincresce che ciò accada nella mia regione, ma sono sicuro che l'assessore Arrigò, che molti di voi conoscono come essere persona molto attenta ed estremamente competente, non ha detto che tutto va bene, ha detto che c'è un problema tecnico che comunque sarà risolto. Se sarà una risoluzione definitiva ingrassare i binari, questo io non lo so perché il profilo è altamente tecnico della questione. Quello che mi posso spiegare da siciliano prima e da parlamentare dopo è che si faccia in fretta, che si risolva questa questione subito. Poi se sussiste un danno erariale o meno, questo sarà la Corte dei Conti a stabilirlo e a determinarlo attraverso un'attività svolta eventualmente dalla Procura e dalla Corte dei Conti. Non possiamo certamente già darlo come dato certo. E se è una cosa che si doveva prevenire prima, chiaramente ci saranno delle responsabilità che saranno assunte, ma mi rincresce che questa cosa continua a persistere da troppo tempo. Posso dire? Prego, Mussolini. Adesso la faccio scatenare perché parliamo della sua amica Bernini. Non è che prima non ci fossero treni, il problema è che sono state eliminate le carrozze che c'erano prima, che magari avevano un collegamento insufficiente, ma c'era qualcosa, e adesso non c'è proprio niente, ci sono i pullman sostitutivi. Quasi innesca la seconda regione. E quasi innesca la seconda questione su come è gestito il trasporto pubblico locale in Sicilia. Con l'Aste, che è una società di trasporto regionale che sappiamo tutti che ha gravissimi problemi, deve fare ancora la gara per comprare i pullman, e poi tanti operatori privati, tanti vettori privati che fanno le linee sostitutive e vengono pagate dalla regione. Quindi poi mi dite sempre che io sono aggressiva, ma sono sempre, vi ribadisco, 8 anni che governate voi e non si vede un passo avanti, ma tanti passi indietro. Allora, risposta di Sallemi, poi voglio fare vedere la novità della Bernini, che è anche un'altra cosa che abbiamo lanciato la scorsa settimana, sempre qui.
con parole durissime. Se i treni che c'erano prima sono stati sostituiti con dei treni nuovi, c'è stato un investimento da parte della regione siciliana, non si può dire che non sia stato un passo avanti. Qua si tratta di un problema tecnico che va determinato se la responsabilità sussiste in capo a chi e se permane e perché. Ma non puoi dire che prima c'erano dei trenini che sono stati tolti, sono stati sostituiti con dei treni moderni, più veloci, che hanno determinato un problema. Quindi adesso abbiamo 8 Mi milioni di ricrescita treni fermi e non c'è nessun treno che funziona. Quindi prima poco e male, adesso niente completamente. È un passo avanti. Ma dai, ma per cortesia, ma questo non può essere il governo del meno peggio. Non può essere la regola del meno peggio. Stiamo parlando di governo del meno peggio. Ma certo, questo è il governo del meno peggio. Abbiamo parlato di sanità in Sicilia, abbiamo parlato del fatto che non ci sono medici, che chiudono gli ospedali, che dobbiamo ricorrere ai medici stranieri, eccetera, eccetera. Però ci sono tanti ragazzi che vorrebbero fare... che esiste, perdonami, però questo problema della sanità e dei medici non è che sta nascendo ora, questa gente ha governato per 15 anni a livello nazionale. No, un attimo, stavo dicendo un'altra cosa, un attimo, stavo dicendo un'altra cosa. Stavo dicendo che c'è insomma, necessità di medici, ci sono tanti ragazzi che vogliono fare i medici, insomma, no? Che sono rimasti chiusi, diciamo, nell'imbuto del numero chiuso, eccetera, eccetera. La ministra dell'università la settimana scorsa è stata da Treiu, insomma, ha detto quello che ha detto, ma come è andata a finire questa storia del test di medicina? Vediamolo in questo servizio di Simona Mazzone. Questa è una riforma che cammina con gli studenti, noi non avevamo certezze su quello che sarebbe accaduto e su quali sarebbero stati i risultati d'esame degli studenti, per questo abbiamo già predisposto dei correttivi. Per l'ingresso alla facoltà di medicina il Ministero è disposto ad attuare alcune modifiche. Parola della Ministra dell'Università Anna Maria Bernini, che ha manifestato disponibilità a ridurre i programmi d'esame, estendere la durata delle lezioni e ampliare i tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica. Insomma, tutti gli studenti dovrebbero essere inseriti in graduatoria dopo le 3 prove filtro, anche chi non avrà conseguito almeno 18 nel punteggio. Solo alcuni giorni fa, proprio i test di medicina sono finiti su tutte le prime pagine dei quotidiani, uno scoglio duro da superare. In alcuni casi è stato bocciato il 90% dei candidati. Parlare di fallimento perché meno del 10%, non il 10%, meno del 10% ha superato tutte le prove al primo colpo significa non avere compreso il senso della riforma. Di fronte a numeri così alti di bocciati, tanti parlano di ingiustizia e di prove non adeguate e diversi gruppi stanno già annunciando ricorsi. Un gruppo di studenti ha manifestato le proprie ragioni alla ministra mentre interveniva ad Atreu e lei ha reagito così. Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre solo dei poveri comunisti. Diceva il presidente Berlusconi, bravo! Ecco cosa rispondeva invece l'allora Presidente della Repubblica Pertini a un universitario che lo contestava. Lo protesti, ma la giovinezza te la stai godendo e se oggi tu hai il diritto di alzarti, di fare le tue obiezioni, di protestare dinanzi al Presidente della Repubblica che ti ascolta con tanta fraternità, lo devi anche a questi uomini dai capelli bianchi che si sono battuti per la tua libertà. Tra studenti che protestano e altri che minacciano ricorsi c'è stata anche la bufera sugli esami dello scorso 20 novembre, quando è trapelata la notizia della pubblicazione dei test sul web durante le prove. A essere beccati studenti di Catania e Napoli, ma subito dopo l'allarme è rientrato perché, pare, le immagini sono state pubblicate nel tardo pomeriggio, quando le sessioni d'esame risultavano quindi già concluse. Era preferibile il tanto discusso quizzone, predecessore degli attuali test? Arriverà questa riforma caldeggiata dalla Bernini o ci sarà un dietrofront? Calderone, questo è il ministro del suo partito, insomma credo che abbia, come dire, in Sicilia ce ne ha scafazzata qualcuno, mi pare, no? Guardi, io quando venne come dire, attrezzata questa legge, venne impostata questa legge, ho da subito manifestato al mio partito, infatti ormai sono una sorta di Nostradamus e questo mi dà un po' fastidio veramente, perché quello che dico poi si verifica, non vorrei che qualcuno si preoccupasse del mio dire. E avevo detto che obiettivamente c'erano dei problemi. Questi problemi si sono verificati, il semestre
era secondo me strutturato in maniera discutibile. In un momento in cui dobbiamo prendere i medici a Cuba piuttosto che affidare il pronto soccorso ai privati, forse poteva strutturarsi in maniera diversa, ma quello che mi ha preoccupato è questa sorta di prova del 9 del mio pensiero, cioè ci sono tutti gli studenti preoccupati. Questa settimana, lunedì, io sono andato a incontrarli gli studenti e io ho qua un elenco, è molto lungo, potrei anche leggerlo e ve ne farò dono, che appunto enumera e indica tutte le ragioni per le quali questa riforma non ha funzionato. Però ritengo, al di là delle esternazioni di Atreu, che io non condivido, dico anche questo, non perché abbia simpatia per i comunisti, tutt'altro, io sto dall'altro lato, però ci sono modi e modi. Io dico che quando un ministro, lo dico alla Musolino prima che la Musolino si scateni l'inferno, quando un ministro verifica che c'è un problema e con grande maturità politica afferma andiamo a risolverlo questo problema perché il problema c'è, io credo che questa sia buona politica, indipendentemente se è stata una buona legge. Ora ti puoi scatenare. 30 secondi, perché non abbiamo di più, perché c'è Totò Calì con le vignette e poi siamo già fuori orario. Allora, che questa riforma si sarebbe infranta poi sulla prova pratica, l'abbiamo detto già dai lavori in commissione, l'abbiamo ribadito in discussione generale, in dichiarazione di voto al Senato. Il governo, come sempre, va avanti ostinatamente fino a quando poi appunto non incontra il muro, il classico muro di faccia, e poi a quel punto, dopo una prima reazione sempre vibrata di protesta in cui cerca di scaricare la colpa su chi gli dice avete sbagliato, leggi Corte dei Conti sul ponte, studenti che si lamentano sui test di ammissione, e poi arriva a un certo punto il sale del buonsenso e piano piano ritornano sui loro passi. Ma in tutto questo andare e tornare ci sta tempo che si perde, risorse che si impiegano inutilmente e si sprecano, e aspettative di vita di ragazzi che hanno investito per fare questi corsi, questo semestre filtro in medicina, pur sapendo che sarebbero andati incontro a tutto questo, anche perché questa riforma incontra un limite grandissimo, che è quello delle strutture, cioè se veramente fosse passata da questo semestre filtro tutti quelli che facevano 18, da 18 in su, non avrebbero avuto gli spazi per farli studiare. Ma allora capite? Allora Calderone forse... No, io non ripeto. Allora Totò Calì, ciao Totò, come sempre in conclusione, in chiusura del nostro programma. Ciao Totò. Allora, le vignette tutte sul Natale, immagino. Tutte sul Natale, perché siamo vicini alla vigilia, e quindi facciamo tutte sul Natale. Tutte sul Natale, vai. Allora, cominciamo con queste signore che dicono. È a Natale che si riscoprono i valori più alti, la glicemia e il colesterolo. Non ci limitiamo, nessuno. Prossima. Andiamo avanti. Questa Cosa ci insegna la storia dei Re Magi? Che 2 regali su 3 sono una delizia. E che l'oro è buono, l'incenso e la mirra, insomma, no? Insomma. Babbo Natale deve essere offeso con me da quando gli ho chiesto un giubbotto di renna. Certo, pure che tipo di regalo è? Dai, quello, a Babbo Natale gli chiedi il giubbotto di renna. Questo che è? Babbo Natale stesso, che parla, che dice? A Garlasco le letterine di Natale le scrivono con i ritagli di giornale per non farsi riconoscere. Questa è bella, tagliente come sempre, però questa è bella. A Garlasco sta succedendo di tutto e di più, qua con gli avvocati, insomma. Poi ci vorrebbe una trasmissione, se fanno delle TV nazionali, praticamente uno ignora le trasmissioni su Garlasco. L'ultima, Totò. Ammazza, è già la Befana. Anche questa non è male. Bravo, ti dice Calderone. Grazie Totò. Allora, buon Natale, noi ci vediamo prima di Capodanno. Buon Natale a tutti. Buon Natale anche a te, noi ci vediamo prima di Capodanno, quindi sabato 27, così ci racconterai come ti prepari per Capodanno. Allora io saluto il senatore Salvo Sallemi, grazie senatore di Fratelli d'Italia, la prossima volta in studio, se no, se c'è la Musolina non riesce a dire 2 parole in fila, perché se no grazie a voi, buon Natale a tutti. Sallemi è troppo simpatico, veramente. Grazie alla senatrice Daphne Musolino di Italia Viva, grazie all'onorevole Tommaso Calderone di Forza Italia, grazie.
Torna, no? Assolutamente. Certo. Insomma, grazie al nostro Antonio Condorelli, vediamo come finirà questa storia dell'Arts, chissà che non la racconteremo, continueremo a raccontarla sabato prossimo. Grazie a tutti i nostri telespettatori, grazie, buon Natale a tutti, ci rivediamo il 27 sempre qui in diretta con Il Punto.